Bisognerebbe che la gente cominciasse a capire del perché siamo in questa situazione, che poi non è molto diversa da quella che c'era 10 anni fa o 20 anni fa al tempo di Tangentopoli. Siamo in questa situazione perché l'Italia è nata dopo la tangente. Basta leggere il libro Maledetti Savoia, che racconta di come la prima bandiera italiana nel 1848 fu pagata con una mega tangente, peraltro erano bandiere che si sfaldavano, il tricolore è stato fatto all'ultimo momento per arrivare in Lombardia, dove i piemontesi erano praticamente detestati e fra l'altro furono anche cacciati via poi nelle 5 giornate. Quindi questo Stato, questa Repubblica che nasce poi giovanissima così, mostra tutti i difetti dei partiti che i nostri repubblicani veneti, quelli della Repubblica Veneta, non volevano, addirittura erano vietati, perché i partiti nascono proprio dall'interesse di parte. Inevitabilmente poi i partiti fanno l'interesse del partito, basta vederlo con il finanziamento pubblico. E questo sistema è praticamente incorreggibile. Una soluzione forse arriverà il 26 settembre, quando la Cassazione dovrà decidere se il popolo veneto ha i diritti che spettano a tutte le nazioni minori, e quindi avere il bilinguismo in Veneto, avere l'autogoverno fiscale, che fra l'altro è previsto dallo Statuto. Quindi i veneti faranno una loro strada, insieme con i veneti ci saranno i cimbri, ci saranno i ladini del Veneto che hanno diritti specifici linguistici. La Cassazione si riunirà proprio in sezioni unite, perché questa sentenza farà un precedente che finirà nei manuali di diritto, cioè se ci daranno torto dovranno poi riconoscere che sono illegali le elezioni, sono state illegali le elezioni in Sardegna, in Val d'Aosta, anche in Friuli, per dire. Se invece ci daranno ragione dovremo rifare le elezioni della Regione Veneto, perché incompatibili con un trattato del Consiglio d'Europa. Speriamo in questa maniera di avere la possibilità di un nuovo percorso, perché se i veneti cominceranno a trattenere una buona parte dei loro redditi, automaticamente tutto il resto d'Italia dovrà uniformarsi, dovranno tagliare via questo 1 milione di falsi invalidi, dovranno licenziare i 25.000 forestali inutili in Sicilia, quando la Regione Veneto è una 420. Io ho l'impressione che con questa storia della casta si stia mirando un po' a un obiettivo giusto, però non prioritario, perché secondo me è molto più importante tagliare per esempio i cosiddetti parcheggiati e trombati politici negli enti locali. Voglio dire, se un presidente della provincia prende 4-5 mila euro, non trovo ragionevole e giustificabile che un presidente di ente locale o di acquedotto ne prenda magari il doppio o il triplo, magari con buona uscita, senza limiti di mandato e senza essere eletto. Credo che negli enti locali, nei consorzi, ci sia molto di più da tagliare di quanto sia la politica. Trovo sostanzialmente un po' sbagliato anche ridurre il numero dei consiglieri, che sono certamente strapagati. Bisognerebbe eventualmente dimezzare lo stipendio ai consiglieri piuttosto che dimezzare i consiglieri. Io non trovo bene ridurre la rappresentanza democratica per tenere i soldi in poche mani, magari nei partiti che sono già al potere. Lo trovo demagogico e sbagliato da un punto di vista democratico, antifederale. Io credo che il federalismo sia proprio tenere vicino al popolo e agli elettori quanto più potere sia possibile, quindi eventualmente dimezzare gli stipendi dei consiglieri e non dimezzare i consiglieri. Purtroppo, quando un politico è da troppo tempo, si crea una serie di interessi e di legami col territorio, che poi è ovvio che questo fa politica a vita, perché è una serie di diciamo di gruppi e di agganci sotto il conflitto, che gli fanno fare di interessi era una delle leggi fondamentali della Repubblica Veneta, che limitava i mandati addirittura a 6 mesi, ma era un sistema diverso, senza elezioni, che però aveva almeno una formazione di politici che andavano formati in quello che dovevano fare. Io comunque, anche se dovessero dimezzare i consiglieri regionali del Veneto, non troverei giustificabile in ogni caso uno stipendio di 10.000 euro. E mi ha fatto anche un po' ridere, se non tristezza, vedere che Zaia dice sì, ma io poi metà li do al partito, perché il partito già non prende i suoi contributi rubati perché il referendum ha detto di no. Cosa mi interessa se tu i tuoi soldi glieli dai al partito? Però noi spendiamo i soldi, quindi mi fa veramente, è stata una scenetta un po' pietosa. Io non trovo comunque giustificabile che un consigliere regionale prenda 10.000 euro, che magari ci va 2 o 3 volte al mese in regione.
Quindi allora, secondo me adesso... i manager che lavorano 8-9 ore al giorno, presidenti di azienda, non arrivano a 5.000 euro. Abbiamo anche modificato la legge inizio anno che i soldi li prendi solamente a presenza, quindi se uno non viene non prendi i soldi, perché fin prima c'era un sistema. Quindi vuol dire che ogni volta che andate prendete 3.000 euro, non lo trovo giustificabile lo stesso, voglio dire. Io voglio dire, se volete dimezzare i consiglieri fatelo, ma dovete dimezzare gli stipendi. Allora te non puoi paragonare la responsabilità di un presidente di regione con la responsabilità che può avere un consigliere comunale. Ma no, sto parlando di consigliere regionale, prende 10.000 euro. Sono due responsabilità differenti. No, consigliere regionale non trovo giustificabile che prenda 10.000 euro per poi l'impegno che ha. È assurdo. Allora, lo stipendio del consigliere regionale, l'indennità è di 7.000 euro più una diaria che si basa adesso avete cambiato. Quindi mi sembra strano la busta, mi è sembrata strana la busta paga di Zaia, perché mi risulta che il presidente della regione prende 15.000 euro a livello di norma. Io questo non lo so, io ti dico di quello che prendo io. E poi comunque dire ma a metà li do al partito, a me cosa mi interessa? Quindi il problema sono i partiti che hanno questo proprio monopolio, questo avvinghiarsi sulla democrazia, perché sono loro che decidono chi si candida. Io spazzerei via i partiti e farei collegi uninominali dove chi prende più voti va su e gli altri a casa. In Regione Veneto c'è addirittura un sistema per cui per lo scorporo provinciale in base alle percentuali regionali va su uno che ha preso 200 voti e sta a casa quello che prende 10.000. E io voglio dire, cioè, sicuramente tu Finco sei stato eletto secondo sistema, ma sono sicuro che c'è qualcuno che ha preso 15.000 voti in Veneto e è stato a casa al posto tuo. Quindi non ce ne sono. Non ce ne sono, vabbè, ma non del tuo partito, del Veneto. Ecco, quindi io non trovo giusto che 20.000 persone... Scusa, allora, è paragonato anche alla rappresentanza territoriale? Sì, la rappresentanza territoriale gli fa comodo, però poi tagliate i consiglieri riducendola. Mi pare un po' un discorso che si arrampica sugli specchi. Ma no, allora se due province prendono il maggior numero di voti, chi è che rappresenta poi le altre province? Io sono per il voto che dice la Costituzione, uguale e diretto. Contiamo tutti uguali. Quindi se siamo in 100.000 che votano uno, va su quella campagna elettorale per lo scorporo... Ha dei costi enormi. Ma ha dei costi enormi, perché la legge vi dice... Io sono miliardario, metto là 300.000 euro, qua sei cascato male. Metto là 300.000 perché la legge impone un limite di 20.000 euro. Sì, vabbè, non sono 20.000 euro, sono 60 per il presidente della regione e 20.000 per i consiglieri. No, a testa, poi c'è il partito. Allora, sì, ma sono cifre enormi prima con la campagna elettorale, prima del mese che facciamo come nella Repubblica Veneta, vietiamo la pubblicità dei partiti, sono d'accordo. E secondo te comunque, allora il limite all'incirca per fare una campagna elettorale delle regionali, anche questo a seconda della provincia, però intorno ai 35.000 euro. Allora magari ci può essere la persona che ha i 35.000 euro da mettere là e di farsi una mega campagna elettorale, ma il semplice cittadino che magari Finco, chiedili se Motti ha speso 20.000 euro per andare ai consigli può avere la volontà di impegnarsi in politica, però non ha la disponibilità finanziaria, cioè anche qua c'è qualcosa comunque non va. Brava, allora riducete i consiglieri così le spese saranno 60.000 e i poveracci stanno a casa. La politica purtroppo la politica purtroppo in Italia, perché lo stipendio di un parlamentare polacco sono 800 euro, no la politica, sono i politicanti italiani. È questo sistema da rottamare, è un sistema finito. Ma guarda, adesso su questo, guarda, io sono d'accordissimo, guarda, ma siete al governo, ero un dipendente di una società, basta allora. Se mi va male fra 4 anni ritorno a fare il mio lavoro, la mia è una famiglia umile, ho fatto una campagna elettorale, avevo 4 soldi, li ho messi là, mi è andata bene. Ma io non sto parlando solo con te, faccio il mio mandato, poi se mi va male torno a casa. Cioè, voglio dire, sono 8 anni che la Lega è al governo, non si vede risultati. Vi devo fermare un attimo. L'impressione che in realtà stiamo assistendo al governo sanno che è già finita. E adesso questo default degli Stati Uniti in realtà probabilmente è studiato a tavolino, perché già anni fa si parlava che gli Stati Uniti, per garantire il loro debito con la Cina, che è la vera proprietaria degli Stati Uniti, aveva emesso questo Amero, una moneta nuova, per cui il rischio è che da qui a qualche settimana assisteremo alla completa svalutazione dell'euro, con un trasbusto del dollaro, con un trambusto veramente grave sul piano economico, e noi che siamo legati al dollaro avremo una svalutazione anche delle riserve, ci saranno degli sconcassamenti. Non credo che un paese indebitato come l'Italia possa sopravvivere. Cioè io credo che ormai ci sono due destini davanti: vivere come italiani indebitati e sostanzialmente proprietà delle banche,
Oppure perché poi chi ha pagato l'unità d'Italia, chi ha costruito lo Stato italiano sono i banchieri che hanno finanziato i massoni, che hanno finanziato Garibaldi, insomma questi sono dati certi, no? C'era il valisone d'oro che Garibaldi si è portato via, l'Inghilterra era già sbarcata in Sicilia prima dell'unità d'Italia dove ha fatto arrivare Garibaldi. Noi siamo proprietà come italiani, proprietà dei banchieri, dobbiamo mettercelo in testa, ogni giorno le banche perdono il 5%. L'alternativa è tornare agli stati nazionali precedenti, liberi, senza debito, anzi con il diritto di risarcimento del danno. Questo è possibile dal punto di vista legale perché si può invalidare l'annessione del 1886 che è stata assolutamente truccata, hanno votato i soldati italiani, io ho trovato il decreto che l'Italia faceva votare i suoi soldati al posto dei veneti, cioè sono cose... Quindi noi dobbiamo prepararci con il salvagente a un grande annegamento collettivo e non sarà... Allora bisogna cominciare a pensare piuttosto a questioni come moneta locale, una cosa che possono fare gli amministratori locali, i comuni, le province, la regione possono cominciare a fare un buono di sconto regionale, ma io lancio sempre dalle TV di Rete Veneta che mi fa parlare la proposta, non vengo chiamato da nessuno, ci sono delle soluzioni tecniche, fra l'altro l'avvocato della Luna è uno di questi che patrocina la causa in Cassazione, è uno di quelli che spiega questi meccanismi e fra l'altro lui consiglia di andarsene da questo paese oppure puntare direttamente alla secessione. Noi vogliamo invece il ritorno dalla nostra sovranità legale. Credo che continuare a parlare e sperare che questa casta si autoriformi sia praticamente impossibile, tanto più di una magistratura non sempre trasparente. Allora, avvocato Bortoletto, i vantaggi che hanno senza motivo, mentre io che lavoro ne ho meno degli extracomunitari portati in Italia dalla Lega e voluti da Maroni, ma anche il PD, a che casta appartengo? Ecco, domanda di Nico da Vicenza. Diceva Palmerini? Appartiene alla casta dei servi. Dei servi. Sì. La casta dei servi è quella che lavora per qualche migliaio di euro, dà oltre il 50% dello stipendio, forse andrà in pensione. Fra l'altro una notizia che si dice poco, dalle statistiche europee ufficiali si sta accorciando la durata della vita, quindi non è niente vero che stanno allungando le pensioni perché si allunga la durata della vita. Anzi, fra l'altro sembra che il tasso di salute medio si stia abbassando, quindi si diventerà vecchi anche un po' meno e ci si ammalerà anche un po' prima. Quindi il taglio delle pensioni è solo un taglio delle pensioni, non è una bella notizia. Molto bene, no, il problema è che quando si dice hanno eletto, bisogna capire cosa stiamo... sono stati eletti col 50%, sì, no, d'accordo, i partiti però... che prendono milioni di voti, sono milioni di elettori che fino a prova contraria non sono stati i soldati che prima faceva riferimento sarebbe avere in Parlamento persone scelte da noi con le preferenze, no? Se no uno si ritrova... Sì, perché poi fra l'altro nelle elezioni... la proposta Padrin, per esempio. Nelle elezioni al Parlamento non si capisce perché i partiti che sono già in Parlamento non devono raccogliere le firme. Allora se fosse stato così nel 93 Berlusconi non sarebbe neanche mai andato al governo, perché lui praticamente ha detto adesso sono io, gli altri non entrano più, e sta facendo qualcosa del genere anche la Lega, mi pare, con questa chiusura verso la riduzione degli spazi democratici anziché degli stipendi e dei privilegi. Io credo che questo sistema sia evidentemente finito, perché non ci sono solo i 13.000 ex forestali della Calabria diventati dipendenti provinciali per nasconderli nel bilancio dello Stato e della Regione, ci sono 25.000 forestali in Sicilia, ci sono i dipendenti della Sicilia che vanno in pensione a 20 anni, hanno il record mondiale in Sicilia dei dirigenti che prendono 9.000 euro al mese. La regione Sicilia da sola prende un quarto di tutte le spese regionali d'Italia, la provincia di Roma prende un quinto di tutte le spese delle province d'Italia. Voglio dire, ci sono delle storture tali, cioè 1 milione e mezzo di falsi invalidi accertati, a meno che il popolo italiano non sia più handicappato del resto geneticamente, perché non è possibile. Ci sono 1,5 milioni di falsi invalidi, ci sono 1 milione di statali in più. Tagliando tutte queste cose il problema si potrebbe anche salvare, però per salvare queste robe qua bisogna che chi è al governo oggi abbia il coraggio di dire va bene, adesso è l'ultima volta che stiamo al governo, perdiamo il voto alle prossime elezioni, andiamo a casa e facciamo questa riforma. Non lo farà mai nessuno, quindi questo sistema è destinato a tracollare con la crisi economica, con il dollaro che scoppia, con le
le borse, oggi il differenziale sui titoli di Stato ha già mangiato tutto quello che è stato fatto con la manovra. La manovra è come non fosse neanche mai stata, è già bruciata, già inutile. Quindi noi siamo alla fine di un sistema. Per salvarsi, come veneti, che siamo quelli che continuiamo a pagare inutilmente, cioè la Germania dell'Est l'hanno risanata in 10 anni, noi sono 50 anni che paghiamo per il Sud, basta. Se è terra sterile che non si sistema, basta. Bisogna andare sul sito statoveneto.net e dichiararsi di nazionalità veneta, perché noi stiamo portando avanti i diritti del popolo veneto, i diritti di avere l'autogoverno, di avere i riconoscimenti di nazione minoritaria all'interno dello Stato italiano. Quindi statoveneto.net, dichiaratevi veneti, chi non lo fa non è obbligato a farlo, anche se è veneto, però allora vuol dire che è italiano, e dichiaratevi veneti al prossimo censimento che ci sarà, lo ripeterò fino alla nausea. Allora,